Ad Agrigento, nei locali della direzione dell'azienda sanitaria provinciale al Viale della Vittoria, in conferenza stampa è stata presentata l'iniziativa Ticket Sanitario. Tutte le strade portano alla comodità. Si tratta di un servizio compreso nell'ambito dello sportello Amico, attivato già dallo scorso 10 luglio per eliminare file inutili attese nelle strutture sanitarie per pagare i ticket. È stato concluso un accordo tra l'azienda sanitaria di Agrigento e Poste Italiane che consente agli utenti di pagare il ticket alla posta e recarsi poi negli ambulatori solo per le visite, esibendo la ricevuta del pagamento. Alla più presto il pagamento delle ticket sarà possibile anche online su internet. L'iniziativa del ticket sanitario pagabile alla posta è stata presentata dal direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra, e dal manager Poste Italiane Area Sud, Maurizio Ciocca. Le interviste di Irene Minisenda. L'Aspet Agrigento è la prima azienda siciliana ad attivare questo servizio, che in realtà in altre regioni d'Italia già è attivo. L'idea nasce dalla necessità di evitare che la gente si rechi presso le nostre strutture a fare 2 volte la fila, la prima per prenotare la prestazione e la seconda fila per pagare. Questo da una parte è una scomodità per i cittadini, ma dall'altra parte faceva fuggire anche tante persone dalle nostre strutture verso altri ospedali non della provincia di Agrigento, creando anche un danno economico oltre che di immagine a questa azienda. Per cui assieme a Poste Italiane è nata l'idea di convenzionarci facendo in modo che in uno dei 5.700 sportelli d'Italia ogni cittadino utente può versare il ticket senza fare più file. Il servizio è già attivo? Il servizio è già attivo, funziona sostanzialmente su tutti i comuni della provincia, tutti i nostri operatori sono informati, abbiamo informato anche i sindaci e quindi speriamo che tutti i cittadini già siano a conoscenza, anche grazie a voi, di questo nuovo servizio. Nell'infrastruttura di Poste Italiane per l'utilizzo dei servizi del government sulla piattaforma digitale e il servizio nella multicanalità, quindi sia online sia a sportello, permette alla provincia di Agrigento e agli abitanti di Agrigento di recarsi presso i 43 uffici postali dove esiste lo sportello Amico per fare tutti i pagamenti delle visite specialistiche che prima e fino ad oggi venivano erogati solo attraverso la struttura. Quindi diminuire questo percorso e facilitare questo percorso di raggiungimento della pubblica amministrazione verso i cittadini, oggi possibile grazie all'accordo siglato, che tra l'altro è il primo che si realizza in Sicilia rispetto al territorio nazionale, dove Poste ha già concluso molti accordi di questo tipo. Cosa devono fare quindi gli utenti? Gli utenti con la loro tessera sanitaria si devono recare presso lo sportello, mostrare le richieste delle visite specialistiche che devono fare e normalmente l'operatore da sportello li farà pagare e gli rilascerà una ricevuta che è valida a tutti i fini fiscali.